castello, tanto tanto bello, è un castello sotto il cielo. La concetta, non si può cantare più niente, manco il lazzisino, ma tanto tu adesso tu cosa fare, vedi? Ah, che resto, un giurasso resto. Sapete come sia? Vedi come claro, vedi come va un gioiello da piegare. Certo, però il resto non ne gira mai, Ci faceva la lista tutti i giorni. Ancora quanto facevi? Ancora, quando mi andasse tu vini a la salda sì che le stai scrivere. Chi era un casti? No. Ah, di qui, va? Ancora il metro per lì. Ancora il metro. Levati sopra, scemonino! Che è successo? Tu bestia mangia frati per primo. Appena è arrivato, mi chiamavo in cuore in nessuno una bacianaccia di letto. Buongiorno, donna Concetta. Stai dicendo davanti a donna Concetta. La prossima volta te ne sento una che ti faccio chiudere il stesso dente fragile che te ne stai. Lo sconsigliare a Margherita. A te ne rimane a posto. Però ho azzurro tu bambino non ci dice che te ne rimane a posto. Se ti avessi baciato io ti avessi piaciuto, vero? Il tu mi piace, tu no. Ma io non ti vuoi. Dici che hai a me storto. Dov'è che mi piace? E fammi vedere. Ti piace, vero? Voglio vedere quando si decide a mio marito che non lo amo sta zitto buttare. Usaccio, donna Concetta che non mi sono buttati. Ma ne crede che un giorno diventerete milionari per merito mio. Lo stiamo già vedendo, stiamo già, ma tu non pigliare con chissà mio marito. Perché per me la fusta a stura l'avessi dato fogli via. Ma ti rendi conto che faccio? Togli una mano in casa. Se c'è da spiegare qualche faccenda mi vede a disposizione. Tutta a mangiare da una Concetta. Tutte ma a mangiare, ma tu quando ce lo faccio? Tu sai quant'è a mio marito con tutti i gattacci di giochillotto? E che è colpa mia che non mi scudo? La settimana passata ci pensavo l'anno per fare la testa sera. Io ce l'ho il numero, io non sono gioca in aula. A volte mi va su storti. Devo guardare a panello. Ma Don Ferdinando, Niente, a Bari, non sa che cosa sta facendo, da Bari. ci buttai i ricevuti di giocati, numera sicuri. Stanotte ci sono state visioni straordinarie. Guardate che c'è, guardate quanto denaro ittati. Donna Concetta, ma voi state scherzando? Questo è il risultato di una nottata sana passata a svegli sopra i canali. E che ci faccio se non sopra i canali? Non farmi facci. Guardiamo in cielo, i nuvole che si muovono, si mischiano fra di si intorcigliano e diventano composizioni. Figure, testi, animali, alberi, montagne. Ci completi. Io, che modestamente conosco il trattato della composizione filologica, l'intreccio metafisico del mondo di morto con chi vivi, faccio il costrutto dell'intreccio e ne ci numero. Tempo, quadrelli. Cicchino, campanoni. Stanotte ci sono state visioni straordinarie. Ho visto a vostro socio. C'ha buon'anima. Era casato a retina secca con una panza tonta. Alleggia, a secca cominciò a pigliare sembianze umanesche. Ci scompare i ricci, la panza, e vedo davanti un braccio. E si mise zitta. E dove la tua guerra? E che ne sa, qui era? Voi, donna Concetta, cercare voi! Ma claro, con sto coso, Appena vostro soggio non lo viste, si mise a correre. Certo, non è che poteva correre come a noi, sempre una nuvola era. E che braccia avanti a noi chiamando Ferdinando!
Ferdinando! Allora, Curri e parlava. Come Regina, che è sto qui? Don Saverio si era imposseduto delle sembianze corporee del passeggero. Un passeggero. Di chi dove passava? Ignoranti. Si era servito per voce di chi che chiamava suo figlio. Pertanto, la nuvola, lo sciacquò, il passeggero che chiamava suo figlio, tutto chiaro della vocetta, tutto chiaro. Nuvola, cosciutto, nuvola. Donna Concetta, a voi vi stai sulla da pazza. Ah, che stesso volo. Però ricordatevi queste parole. Un giorno mi apprezzerete perché vi faccio diventare ricchi. Davvero? Monte, suonato, aia. Da assento, pure, da assento. Con permesso della concetta, con Vai, permesso. vai, via, poi. Amfaroni. Dove c'è? Che c'è? C'è un figlio nudato, vedo callato, sta callato. Notaro non c'è già. Sì. Ma che poi l'hai visto? Come non c'è ma con la Quella saluta? concetta che stu botta guaia, una faccia. E diceva, parlare con suo marito. Mio marito, che può fare? Fallo passare. Sì, forza. Madonna mia, cominciamo da mattina. Prego. Stasì. Buongiorno. Buongiorno, accomodate, ma cosa dobbiamo l'onore? A zitta mi stai, con Don Ferdinando devo parlare, lui sa. Ferdinando in questo momento è impegnato su come dice gli bottigli, dice che tappa ce l'ha a metrino perché come li intoppa lui non li sa tappare l'orlo. Però potete dire a me. Signora, Lillo è morto, picchisto sognallutto. Ma se quanto mi dispiace, condoglianze. Lillo era uno di famiglia, quando sedevamo a tavola il posto accanto al nonno era riservato a lui, prima ero me posto. Era malato? Ma quale malato, sanno come un pisci era, non ci potia niente. Ma c'è come moriva? Un mestero. Che mi hanno costimato, mi corrono come pazzi. Ma quale macchina? Un cambio. Ma che cambio, si stia zitta, vedi che si mischia. Ma insomma, allora questo stile. Non un mestero nel senso che non si sa. Lo abbiamo trovato nella terrazza con una panza usciata tanta. E campava vicinissima, già la naso e piede da Che puzza. schifo. Ma cosa mai era vecchio? Era ranne, solo 2 denti gli erano rimasti, mangiava solo brodino e pane cotto. Vedi che qui era combinato. Ma questo non vuol dire niente. Mio padre gli era troppo affezionato, non glielo abbiamo ancora detto. Quando lo saprà morirà di dolore. Ma quanto mi dispiace, vedete, ma mi dispiace veramente. Ma perché non volete raccontare a noi? Donna Concetta, non sapete chi lo ha ucciso? No, Gioia, l'ho fatto da me cosa mi faccio? Lo ha ucciso vostro marito! Questo non me lo consento, perché mio marito non è capace di fare male neanche una mosca. Ci sono le prove, la programmazione, la premeditazione, il delitto è stato programmato. No, Suzza, pure in prova, vedi? Il mio fratello qui presente, chi non può vedere, e le ha vista ieri notte sopra i canali col suo complice, e chi non pensa un babbo che sta sempre con lui. Ah, pappino, ma che ne vanno in tanta razza, perché si giocano i numeri, ma tu i numeri, un capisco. Inutile negare, ci sono le prove. Io stesso ho sentito vostro marito che diceva, su schifo di cane ragnoso tutti ci numero no, su faccione non sa vedere né attaccato, ci insegno l'educazione. Ma queste sono cose che si dicono. Sì. Ma non è che si fanno. Intanto il cane è morto. Come dici tu? Sant'Ibona? Lillo è un cane? Gesù, un cane! Ma che cane mi fatto tu cane? Ma va la facito, Quel cane con questo come un parente era per noi, un cugino. ma dannata, vedete una vita piccola! Peppino, adagio che sono pesante. Stiamo attenti che sto a terra e cerchiamo di fare un travaglio bello così. Ferdinando! C'è. C'è un figlio di notaro! Faccio condoglianze perché dice che ci vuole un parente fritto. Quanto mi dispiace, come Un mistero! Intanto l'hanno data terrazza con una bronza tanta e caso mangiata che ci esce la bocca nel mezzo d'un naso. Dite da bocca e già nato naso. Devono stare così con interrompere, E certo, perché voi non ne sapete niente. La mia presenza qui non vi fa sospettare nulla e manco tu sai niente. Io, e che ne sapevi? Concetta, lascia stare, non metti le mani, non ti appartengono. Io devo aiutare. È un po' di educazione. Ora posso stavare con lo ziario di bottiglie, ci vuole la Laura. Ma Poco di educazione ci vuole. Tu sicuro per comunicare una mortalità e tu ti comporti sempre della maniera. Che maniera.
Quindi voi dite di essere innocenti, di non saperne niente. A proposito, scusate, io non vi capisco quando parlate. Parlate così difficile che non saccio niente, che sono innocente. Parlate più chiaro, quanto vi capisco. Don Ferdinando, come ho detto a vostra moglie, Lillo, il cane della nostra famiglia, è morto completamente. Un cane! Un cane! Io mi ci stavo facendo i condoglianze, poi ci ho chiesto di usare. Che tuo cane si dà così dispiaciuto? Che a posto di ringraziare, che provasse una gran commedia, anzi una camurria, che da sola puzza pare che c'era un volere da tutto palazzo. Per noi non era una camorria e soprattutto non sentivamo la puzza. Va bene, vuol dire che avete una sottopasso. Ma voi avete cercato una certa maniera di rasare un po' terrazzo il vostro cane, che l'aveva pigliato per un gabinetto pubblico, privato, che dopo che si faceva i suoi bisogni piccoli e grandi, si sbagliava. E poi per questo lo avete soppresso. Ma lo soppresso e soppressato. Io non è soppressato al mondo. Sì, e pregate la Madonna notte e giorno per farlo trovare. Questo è vero. Anzi, dal momento che mi dice grazie, domani ci mandiamo un pacchi canini. Ma il vostro cane non l'hai toccato, guarda. Poi forse no, ma lo avete fatto uccidere dal vostro killer. No, e pare che non sapevo, questo solo gira, andò a finire. Vi state sbagliando, eccellenza. Oh, non aspettavo mica un legno. Oh, è così giusto. Quando incontravo a scala, mi filmava, un carezzava e ne cava coda. Ma che non dolce non aveva coda. Io ne cava coda. Io non ne cava coda, Don Ferdinando, come se quello piaceva, mi va. Poi un giorno al giorno ci pigliavo per testa, ma adesso un po' su una altra metto una gamma e poi ci voglio saluto. Basta. Hai fatto E voi dite di non saperne niente. Ma certo che non sappiamo niente, non a sapere ne altre. E se non era per architettare l'atroce delitto, che ci facevate di notte sui tetti? Questi sono affari che non vi riguardano. Una notte ne potremo andare sopra i tetti, ne saltiamo sopra i nuvole, sopra l'albero, perché vogliamo prendere un po' d'aria fresca. Ma a questo punto ne non ce la mandare a noi. Da quando siete venuti ad abitare in questo palazzo non mi siete mai piaciuto. Va bene, non ci sposiamo, e ora? E vi dirò di più, dopo la morte di Lillo, che sono sicuro avvenuta per mano vostra, ma facete pure uno schifo! Lo vedete che c'è spacco, ci deve un po' di bottiglia a chisto. Quando è così, me ne vado! Non c'è la porta, Sperandino, ma facete la stessa fede del Lillo! Cavazzusciare a po' la bocca! Non si mangia di maledizione, guardi, anche malata cosa che ne sia, non c'è più guardate come deve essere risultato fino al taso casa, Io sono a Novisso. io per non dire a chi sono, ma non vai magari da sta casa. Ma certo, ora giriamo tutto il quartiere. Ma giriamo tutta la... Non Ferdinando, chi sta interno su? 22 faccio, 50 cani, 47 uomini. Quando cresce munito, io così fa la teglia. Pappino, mo vorrà riducere alla remosa. Non sai che sta settimana non mi ha fatto 200 giocate, 200. Sì, ma chi sta in una settimana sicura? Ci può giocare una cara testa. Figlioli, il boscione del bancolotto, che si gioca tutti i soldi in cosa stesso bancolotto. Un bancherotto era da buonata da me faccio e non c'è da raccontare nulla. Io perché non ti spari, Ma va ammazza, non picca, ti spari, dalla mia che mi... Avete capito che questa è la mia disgrazia, la mia rovina. Mogli e mogli paesi tuoi, ma se mi avessi a maritare in chiacchiere una voce vuota, ma piglia africana, tedesca, francese, spagnola, russa, di tutti i colori. Ma basta che uniamo la pace in ta casa. Ma a te non ti voleva manco per accompagnare la processione. Perché non mi vuoi gioia? Perché sei noioso, sei caporiusa. Sì, caporiusa sapendo di essere caporiusa. Sì, caporiusa consapevole. Che sai che fa? Quando vedo che con me fa più guai. Perché ogni tanto non puoi capita. Anzi, spesso. È raro umano come essere. Non è che si sta muta. Perché arrivando a un certo punto mi addonasse lo sbaglio che faccio e cambiare linea di condotta. No, ma non faccia credello, e non è cosa poi, e non fare, e vede che sta sbagliando, e ha la testa dura, sempre ignara, e io non
pasticcio, ma ne prego, mi proprio mal fatto. E a che ci fai sto dispetto? No, saggio, ma tu sei la mia disgrazia, sei la mia rovina, Alla piccola. la mia condanna a morte. Buono, Ferdinando, non mi spiace per voler. Permesso? E ci potremo cavare la pasta, ora siamo a completo. Sa bene dica a Don Ferdinando. La pasta è magari la bottiglia, va bene, se getta gioco, non ti servire, piglia tutte cose, vedi che tu che mettilo a posto. Oh, visto? Manca l'uosto. E caffè ci cadrà la bottiglia, diventa un dittatore. E fai, scommetto che lascia sto banchillotto solo, che ci sta a fare? E io il duster. Ah, il duster. E quando li stato di fare ottiggiate che ci sta a fare. Ah. Ogni qual modo resterò donna Natalina signorina De Blasi. E non potevo restare magarato, io perché ti pago? E perché mi pagate? Vuoi sapere se sia, perché ti pago? E mi pagate per fare un metto io. E mi pare che fino ad oggi lei sempre ha fatto. Ma voi non pure contate che oggi io mi ho un libro. Cioè, un sabato sì e uno no. La verità è che voi, a mia, non capivo perché, ma non mi potete capire. Ma perché l'avete sempre con me, a Don Ferdinando? Avevo già che un tosso un banchillotto, tanto la mia per morire a Don Saverio, vostro passo. Te sei rimasto buono con davvero, faciste casa e pudia. Grazie, io ma passo buonicetta, ogni tanto acchiappo un'amma, quindi c'è. E tu acchiappa sempre acchiappa tu. Sono fortunati. La settimana passata perché non 60 malati superato dal bar. Mi sta che essere contento con il sogno fortunato, Don Ferdinando. Io non hai a nulla, lo pigliasto con voi che era piccerito. Voi per me siete come un padre, donna Concetta come una madre e stai. Per lei è mia figlia. Dopo finisce la famiglia, pace, e figlia e basta. E io la rispetto come se fosse una sola. Ci dico sempre a me zia Erminia, Stella e la corona da me testa. Non ha cura che io ti rompa testa e sta corona non ti faccio mettere qui. Mamma, io amo. Mi raccomando, mamma, guarda perché non mi senti? Ciao papà. No. Carusi, tornate presto. State tranquilla, donna Concetta. Non mi hai dire sempre. A comprarmi un vestito che non ha gli incrementi e non me Ecco. E sto vedi il broccolo che ci vado a preso. Sto per il broccolo si chiama Mario, è bene con mia. Conosce il negoziante e mi fa fare lo sconto. E il caccio, vedi? Ecco. Ciao, ma mi diste che fischio? Andavamo da non corresto lo torna qui. Ma io mi devo stare, mi scappo, non mi vedi più, faccio. Don Ferdinando, vi comunico che sta fatta a me non me la a fare. Da un purato è come se me l'avessi data a mia. Va bene, da me la metto tutta a cima e la mangio per Natale. Ma chi avete se esce con vostra figlia? Ah, ma ne esce tante volte a sempre. E ora non mi scende più, devo guardare sto pensiero da testa, se no ti finisce male. No, non volete. No, tu lo levi. No, non volete. Tu lo levi che io la faccio a pedata per banchillotto. Non ve lo consiglio. Ah, non me lo consiglia il signor Bertolini, e sentiamo perché? I domani in rovina. Ah mia. Sì, mi dovete dare 14 anni di liquidazione, libretto di invalidità vecchiaia e 14 anni di marchette. Ma basta? No, mia mo dice, ci avessi pensato prima. Sogno sempre in tempo. Ma bastano due parolette a accusarci io. Vi saluto, donna Concetta. Guarda, signora mia. No, guarda, signora Mi mia. pigliavo a patate. Una carogna di chi è capace di fare in galera pace di famiglia. E chi su te verbi? A galera. Ma che è Bertolino? Ma come salutare? Bertolini. Ma Guardate che carogna. non faccio un dubio. Ma ti rendi conto almeno di che non facesti? Ti rendi conto? Ci dà una bomba da creatura. Inda, sto Gonzalo non si marita. Ah certo, ora ci cerchiamo il principe ereditario. Inda, andiamo a fare che ci dico io. Ma perché? Mario Bertolino non è un caro buono. Si può dire che fu cresciuto in questa casa, onesto, dimorato di Dio, salvatore. Ma che fai il canno, Ferdinando? Ti squagli tutta ti squagli quando parlo di sto Mario Bertolini. Non lo posso vedere, non posso vivere. No. Perché non le pure vedere? È troppo fortunato. Ah, lo sapevo, no. Lo sapevo. Quando abbonammo nelle pace uffici Sasarinza del banchillotto, non aveva manchi scappemete, moriva da fame. Quando cominciava a vincere e non c'è sabato che non pigliavamo a puro terno e si rinnovava tutto paro. 2 anni fa non la sai a casa chi da sopra il banchillotto perché mi faceva impressione dopo la morte di mio padre. Questo non fa un terno e sta tutta la nostra casa. La casa del principale! Era spitta, nel canale. Signori miei,
8 giorni non sono passati che pigliano un roterno e se li mangiavo, anche mobili da casa si cangiavo, la cameriera con 2 nomi, Maria e Giovanna. Esagerazione. Ora si sono a suo pace, a sua mamma, a suo nonno, a suo nonno, e cugini, e cognati, e frati. Restavo vivo il Gesù, a tutto sto terrato. Quando si può che si mette a stanno vicino, si insonna, e appena si addormenta incomincia la settimana Icon. E non è buono, non è buono. Scusate, sa Stella, ci fa fare un buon avvenire. Ah, perché che è un impiegato al ministero? E se domani questo non si insonna più niente, ci viene un'insonnia, che fanno? Restano morti fame o a di giù. Non è possibile perché tu dici tu stesso che è fortunato e che si insonna sempre. Centinaia di giocate mi faccio, centinaia di passi, nottate su vedetti in cerca di noi. E mica con due a bronchite che mi restavo cronaca, un catarro cronico. E che non ma mai. non posso vincere manco una lira. E che stai invidia? No, non è invidia, no. Invidia. No, non è invidia. Invidia perché Mario Bertolini vinci e tu no. Non è invidia, è sede di giustizia. Mamma figlia, non c'ha colpa. E va bene, c'ha donno io. Ammazza a tutti e due. Ammazzare un po', ammazzare. Don Ferdinando, come sta? Passate che c'è. Estrazione! Ah, c'è l'estrazione. Ah, ci sono i numeri. Che fate? Che mi pare un gruppo! Va bene, lascia andare a concedere bene a casa. Che io i numeri stavo andando. Guardate che cerca che storta di numeri. 1, 2, 3 e 4, 26. E questa a prima decina non mi gioco mai. Questo non diceste che era un numero sicuro. Sì, ma Don Ferdinando, però questi sanno giocare per 3 settimane di seguito. E questa non è la quarta settimana che ne giochiamo. Sì, però è la prima o secondo uscito. E quando uscite voi sanno a giocare? I segni sono nuovi. Questa settimana non diceste che ne potevamo giocare una gara testa? Sì, ma Don Ferdinando, nei numeri non è che c'è certezza assoluta nella scienza, è solo probabilità, non c'è certezza. Ha la certezza che l'hai però. E poi Che te mandano a accusare perché non posso essere picchiato come fissa da Dio, capisci? la prossima settimana. Te mandano a accusare. Questa faccia sta nascendo da tanta contentezza. Prego, così! Oh, donna Concetta! Bello! E te lo prego! Wow! Che ascoltare le voci! Mamma mia! Che appoggiare che succedeva? Che da vicino? Donna Concetta! In giro faccio Faccio volevo! Che fortunato! non pettinare! Ma dai! Faccio questa, no? Non hai a posto qua! Cominciamo la mia famiglia ora. Era bello! Maria vivi! Da camicia rosa, che mai ricordati? Come quando si settava davanti al banchetto per leggere un giornale! Puro contato! Ma io in camera! Con Don Ciccio da Baccare! Che due come io 18 anni fa! Puro contato! Così, non ricordo. Certo, ma questioni mia mi dissi ricorso, giochili, 1, 2, 3 e 4. Fatemi la sicca, su parole Palermo e mettici 50 lire. Cioè, come vista, buona una santa non posso fare. Una volta mia mi chiamava me pace. E tu ti giocaste 1, 2, 3 e 4. E tu ti giocaste. Sì, signore, mi sono giocato. 1, 2, 3 e 4. Guardate questi soldi. 1, 2, 3 e 4. Ora questo signor ricco mi ha dato a stella. E questo ne parliamo dopo. Il numero delle sempre pace. I soldi aspettano a me. Non Ferdinando, ma state scherzando, vero? Non ti pago. Se tu vuoi provare a picchia giornale, ma anche i carabinieri a cavallo volevano una sacchetta. Non ti pago. Vuoi un biglietto a me. Non ti pago. 8, 25, 60, la canzone per uscire 8, 25, 68 ho giocato con me perché lo sai
può essere vista delle stelle e manco tutta una concetta. Non ti preoccupare, signora Vanessa, non stai al guardino. Guardi, non è che cosa succedeva? E che saggio, nella concetta come a noi stamattina compleanno, raccomandando di dirci almeno una cosa urgentissima. Ma se te lo vedo, Perché ieri premura non posso prendere assai le Donna Camilla, da sta casa non si legge più. Gli altri fanno discorsi, non c'è più pace. Si sentono solo voci. A giocare, i quattro mulini su di me, no su di me, oramai non si parla d'auci. No, non ti faccio più mi sento. E Don Ferdinando pure davanti? No, ne scio, io se ne andavo nell'avvocato. Ma ragione, sì, i soldi sono i soldi, stava a vedere San Teresa. Ma che dici di una rammela? Bertolini si giocò in numera. E Don Ferdinando metti in numera cinese suo pace e dice che ci aspetta un aiuto. Ai, pensava suo pace. Tu parla così perché tante cose ne sai. Se un pace molto non pensa a suo pace, dimmi tu a cosa a pensare. Senti, ora mi guarda, c'è proprio molto. C'è a dire a Don Ferdinando appena viene di aspettarmi perché a parlare con io. Vabbè, non mi preoccupare, appena arriva io ci dico. Lo saluto. Margherita, ti raccomando, contici. Non vi preoccupare, Annato. Sì, ma no, donna Concetta. Io conosco Don Ferdinando. Cuore d'oro, tutto amore per la famiglia, ma scusatemi l'apprezzamento è testato. Sì. A che ci va a fare capire caso te sei scogliuto. Ci parlo io, e capite chi tu accede a donna Concetta. Perché ti feci chiamare la Don Raffaele? Solo a voi, ascolta, solo a voi. Margherita. La vostra seconda preferita, Padre Raffaele. Oh, grazie Margherita. Avete scuro la fontanella. È bella fresca. Infatti, è fresco punto giusto, donna Concetta. Sempre confita. E voi ero servata alla critica. Se cacco si alzate a toccarla, donna Concetta per salutare i vermi. Chi se non si tocca che ti Don Raffaele? Margherita, io non ho parlato di munare da panna. O se benedica Padre Raffaele. E tu stai serena che tutto si accomoderà. No, ma non ci metto di possiamo, pace. E disse che giornata non ci di rogna, non ci di rogna. Io ti ho detto, e vedrai che lui cambierà idea, però volete dare una tattica. Non dovete stigare proprio, non mettete sempre in mezzo questo discorso del biglietto, Mario Bertolini. Buongiorno, ma sarà buongiorno, Don Ferdinando. come mai da queste parti? Domanda vai a chiamare? Eh no, mi sono trovato a passare di qua e mi sono detto, ma quanto muovo più un bello bicchiere d'acqua vicino dalla Concetta? Che sei ventanoso? No. Lascia Raffaele, vuoi che prenda la stasera, ci deve così pettina, che non si può stare un po' tirato. C'anciamo tutto quello da figlia, vedete come A dire la verità, a me parrucchiano vanno bene. Sapete, perché non parlo parole difficili, non parlo in latino. Al popolo bisogna parlare con parole semplici, comprensibili. Io racconto fatti, fatterelli, illustro la vita dei santi. Che non vedi? Ma voi? Mario Bertolini. Quindi essendo a noi. E ora quando viene la usa predica? Venerdì, venite venerdì sera, parlerò della vita di Sant'Agostino. Che disse? Ma voi? Sant'Agostino, cioè Mario Bertolini. Dissi, mi sono dato ma Don Ferdinando. Non svegliate non giocono, no, non giocono. Scusate, dissi. Lo sai che dissi? Che non ti denuncia perché sono fascistella e che se bonariamente ci sostituisce sta giocata ti regala 100.000 Ah, lire. che fa l'elemosina, ma Ma fa. perché i soldi che sogni dai? Se signore, i soldi, i mesi. Fa giocare da semplici Mario, chi sa? Non state da muta, non che arriva, no, sono un colore. Una buona famiglia. È stato nella palata, io non c'era, ma ci disse di premura l'aspetto qua l'aspetto. Prima che mi fa causa io ci faccio io. Perché mi ne vai, prima che mi scordo che si me mangi. Scusate, Don Raffaele. No, non così, Stella. Don Raffaele, una vita a fortunare, brutti momenti. Tu guardate l'avvocato? Sì, sono stato dall'avvocato. Io stavo aspettando qua. Lo sto aspettando qua. E cosa direte all'avvocato? Che stanno cercando di tutto per commettermi una accusa. Mario Bertolini e compagni. E i compagni cosa? Ma moglie e mie figlie. Ma perdonatemi, Don Ferdinando, non è che mi potete parlare per ruffa o addirittura di inganno. Questo non lo possiamo stabilire né io né voi, ma ci vuole una persona di legge. E che cominciate a fare una causa? Non sapete come riesci? Cominciate a leggere sotto, Don Ma Ferdinando. con il chiove e demura, tutto cosa, Marina. Ma non c'è un vinta, no, non c'è un vinta.
Don Ferdinando, Che c'è? allora avvocato. Fallo passare. C'è la Bene, Don Ferdinando, fate come volete. Pensateci bene però, io vi lascio. No, no, ma c'è Raffaele, voglio che sia presente alla discussione. Si accomoda, prego. Come volete. Prego, accomodatevi. Buongiorno. Buongiorno. Signor Papera? Papera, guarda, quale papera? Pappa, 10 euro. Avvocato Pappa, come Pappa, 10 euro. Come Pappa, basta che Pappa. Ci presenta il pace parco della chiesa di San Cosimo e San Damiano. Oh, purtroppo essendo impegnatissimo tribunale, processi, testimonianze, non frequento molto, ma nella mia famiglia ci sono due marini e picca, ci mancava un po', Monte la Sultana. Ma si collega tutto. Ho studiato in seminario, ma voi sapete com'è? La carne è debole. Ho preso altre strade. Che dici d'avvocato? Mi pare poveraccio, stavo malissimo, se l'aveva vissuto fuori, e anche se devo dire che col segno del poi quasi che me ne pottia, ma in fondo il mio e il vostro mestiere sono praticamente stessi entrambi siamo al servizio della gente, io di vivi e voi di morti. Veramente non è esatto ciò che dite, avvocato. La nostra prima missione è quella di assistere i vivi, ma di confortare i moribondi quando l'avvocato se l'è sbagliato. Avvocato! Sai una cosa da premura? Signora Anatra, mi scusi, ci siamo fatti prendere. Allora ditemi di che si tratta. Si tratta di una ciuffa bella e buona dell'avvocato che io ho vinto una materna di 4 milioni con 4 numeri che mi pare ci resi a un certo Mario Bertolini. Ma ci dice di Cillo però, Don Ferdinando. Ma per stare riparare, perché l'avvocato non capisce niente. Non c'è bisogno di continuare che già ho capito tutte cose. Questo brillantino mi ha rubato i biglietti. Nestolini mi ha rubato il biglietto, lo diciamo, proprio fidiamo un suo No, il biglietto là, io ora questo Mario Bertolini dice che il biglietto lo so è che la dice da aspettaino e che mi vorrei dare solo 100.000 lire. Mi vuole dare 100.000 lire in cambio del biglietto? Ma questo brillantino è pazzo completo, il biglietto l'avete uno. Traderate a vincere così visto visti. No, perché se mi sono d'accordo con mia moglie e mia figlia. Pure io dicono che il biglietto lo so, la vice l'aspetta io e che perché l'ha giocato lui. Invece l'avete giocato voi. No, l'ha giocato lui. Ma allora scusate. Ma il numero accende se mi piace, in presenza di Don Ciccio e Tabaccario. Ah, ho capito. I numeri giocavo io, ma io giocavo con i vostri soldi. No, li ha giocati con i suoi soldi. Ma scusate, ma fra voi e questo Brigantini c'era un accordo? No, ma l'accordo. Cioè non avevate nessun tipo di società? Quale società? E nonostante i numeri li abbia giocati lui, Sì. chi so soldi? È disposto a darmi 100.000 lire? Sì. Allora si mandava avanti! Questo di per sé è una missione di colpa. Facciamo così, poi per non sapere leggere e scrivere, per recuperare i soldi da vincita e fino a qua, Giuseppe. Qualora questo Brigantini dovesse agire per vie legali, noi chiamiamo a testimoniare a Don Ciccio Tabaccario e siamo a posto. Ma Don Ciccio il Tabaccario non può bere la testimonianza. Bastate scherzate, non si può rifiutare, ma andiamo a chiamare i carabinieri. Un bel camotto potevo fare chiamare, perché un Don Ciccio muriva. Muriva? Sì. E allora chiamava a vostro padre. Sì, ma mio padre è morto, magari. O lo vostro padre moriva? Sì. Ma scusa, sto biglietto quando è stato giù? Sabato scorso. E vostro padre quando moriva? 2 anni fa, Don Ciccio Tabaccario aveva 18 anni. E se vostro padre moriva 2 anni fa, come incidete il numero in presenza di Don Ciccio Tabaccario? In sogno gli era accanto. Il padre del signor Ferdinando è apparso in sogno a Mario Bertolini, il quale gli ha dato i 4 numeri vincenti in presenza di Don Ciccio il Tabaccaio morto pure io. Il sogno del Bertolini! E no, è qua l'errore, è che Bertolini stando a casa non stava io da buon'amma di mia pace e che lasciai per venire ad abitare qua dopo la sua porta che mi faceva impressione. Ora povero vecchio pensava che c'era io in ta stanza, non se ne è accorto invece che un letto al posto che c'era Mario Bertolini. Infatti non è che ci disse Bertolini gioca di sti numeri, ci disse Naguzzo, gioca di sti numeri. Mi piace così mi chiamava mia, Naguzzo. Anzi, avvocato, posso provare che aveva un'antipatia per questo Mario Bertolini, che mai e poi mai ci avesse dato una materna simile, mi trovate bene? Ma sta cosa non è male testa e nel culo, che ci vai a contare oh giudice? La buonanima di vostro padre è apparso in sogno a Bertolini, dunque rispettiamo la volontà del morto, che in fondo ha voluto dare agiatezza anche a vostra figlia, perché mi pare che i due giovani si amano. Ma che si amano, aspetta, Sussia disse la buonanima. Ossia in questo momento la buonanima è andata in sogno a Bertolini che gli ha dato i numeri sicuri che sono usciti.
E mentre parliamo di anime ne possiamo parlare seriamente, perché Bossia è un conoscitore. Ad ogni modo, Bossia sa, se io ci faccio mancare candela davanti a nicchia di me pace, Bossia sa che ogni venerdì vai a Camposanto e ci porto 300 lire di giuro, più 4 mesi al mese a 200 lire l'uno, sono 800 lire. E me lo dico da andare bene da Camposanto. Se quant'avo non morivo mi pace. Io non me l'hai scusato. Ma fate bene, don Ferdinando. Io ho sempre lodato e apprezzato il vostro atteggiamento verso la buonanima di vostro padre. Ogni venerdì esattamente 1300 lire. Sono una bellezza, avvocato segnale. Ma che segno? Sono una bellezza di 5200 lire al mese. Più 800 di mesi e sul semale. Ed è stata l'anima di mio padre andare in segno a Bertolini. Questo mondo dell'altra esiste, sì o no? Certo che esiste. E non dovete offenderlo con i vostri dubbi. E ci pare giusto a Bossia che io spendo se male la mise per Caniere, Nicchi, Giuri e compagnia bella e mio padre legittimo mio piglia una quaderna di faccio coglioni e c'è una sciampa. Va. Io posso giustificare che essendo morto non aveva il dovere di sapere che avevo cambiato casa e che sto in un quartiere nuovo. Ma se è stata fatta con batteria, questo si deve vedere, se è stata malafede sì o no da parte del defunto. Sì, ma scusa, Ma rispondi ora, ma Raffaele, senza ma si confonde. Ma che confonde? Perdonatemi, don Ferdinando, ma voi mi parete un pazzo. E pazzo divento se non mi date una spiegazione. I missi, caro don Ferdinando, si fanno dire il suffragio dell'anima di un caro istinto, ma non è concesso fare una speculazione. Anzi, se è con questa intenzione che ho usato ordinarmele, ma io vi dico che non le dico più. Ma scusate, se per ogni messa alla quale date un'offerta di 200 lire pretendereste di guadagnare una quaderna di 4 milioni, non c'è più proporzione, lo Stato andrebbe in fallimento. Che c'entra l'anima? Bertolini ha sognato i 4 numeri, ma sono il frutto della sua fantasia. Tutta sua sia disse che l'anima prima è andata in sogno a Bertolini. Guarda che dice che già ho fantasia. Ma ho detto l'anima per avvicinarvi di più alla vostra comprensione, perché la maggioranza crede proprio quello che avete creduto voi. Ma non bisogna confondere il prodigio con l'interesse egoistico della vita di tutti i giorni. Che c'entra l'anima? È sempre la fantasia che lavora. E la fantasia che cos'è? Non è l'anima. La fantasia in questo caso potrebbe essere un residuo di immagini che continua a vivere sovrapponendosi frammentariamente nella nostra mente durante il sonno. Potrebbe essere, ma ossia non è manco sicuro. E questo mondo dell'aldilà che abbiamo detto prima. Ma cosa ne sapete voi del mondo dell'aldilà? Come usate trascinare le cose più sacre e sublime nelle vostre beghe quotidiane? Don Ferdinando, io sono un servo del mistero e si può definire con una sola parola: mistero. Mistero, ma io non posso correre a presa l'anima di vostro padre. Il tribunale ci vogliono i documenti e la carta bollata. Il giudice non può andare a presa il mistero dell'anima, una fantasia. Voi sapete che poi pigliate il biglietto da vicino a chi non deve appellativo, come si chiama, e pigliate il bicetto malino con me, io ora me ne vado che io che ho fatto? ma non regolatemi come meglio credete. Buona giornata. Ma lasciate solo. Non c'è niente da fare, non c'è niente da Ma fare. dico, io pago le tasse. E perché io che faccio ne pago? Ma dico, non sono tutelato. Non Ferdinando, in tribunale ci vuole la carta bollata. E va bene, io a carta mio pago. E ci siamo stati in bianco. E come si può? E si scrive, si scrive, può scrivere. E ossia la scrivere, la scrivere. Non faccio scrivere io, non faccio scrivere. Scusate a mia, non fa partita a mezzo st'imbroglio. Tanto su soldi che resti in famiglia. Io me ne vado, spero le mie parole abbiano fatto pregio in fondo al vostro cuore. E per me esiste l'anima e per Bertolini la fantasia. Ma no, non vi ostinate. Errare è umano, perdonare è divino. Io vi lascio, spero passiate dalla mia parrocchia e mi date la buona notizia. Ma Ferdinando Quaglia non molla. No, non molla Ferdinando Quaglia. Don Ferdinando? Che c'è? Don Ferdinando, c'è da andare a me la speracici, la seconda moda che bene. Ci doveva dire una cosa importantissima. Falla passare. Non m'arrenno, no. Prego, tornare a me, accomodatevi. Buongiorno, don Ferdinando. Buongiorno, donna Carmela, sia una cosa lunga, ne parliamo un altro momento, perché oggi vai a scrivere, non è un caso. Hai un'ambasciata di vostro paese per voi? Dove vai, donna Carmela? Non mi raccomandarmi oggi. Sì. Domani mattina vai di corsa e portici sta ambasciata a mio figlio Ferdinando. Ma soltanto, donna Carmela, montato, che bellissimo, che bellissimo.
sono? Un tsunami. Quanto era bello! Era così naturale che pareva vivo. Con la camicia rosa che maniche ruggiate, come quando si settava a leggere il giornale davanti a questo banchetto. E poi che ti dissi? La prima cosa che mi disse, appena ruanfo, Carmela, sogno stanco, fammi settare. E si settavo su passaggio pedulette. E poi che ti E dissi? poi mi disse, Carmela, io ti conosco, ti guarneri piccerilla. E solo tu mi puoi fare sto favore. E sudava. E io ci disse, parlate, Don Saverio. Giusto. Tu a dire il mio figlio Ferdinando. E c'è a dire che la quaderna aspetta io. Perché quando io ci desi numera, tutto mi potevi aspettare. C'anni che in taglio letto dormia Mario Bertolini. Lo sapevo. Io saccio che un biglietto l'ha vinto. Dici non mi si fa convincere di chiacchiere, perché numera non ne posso dare più. Maledetto tu, maledetto. Io ci disse, perché non andate voi personalmente e ci puntate a vostro figlio? È giusto. Perché non saccio l'indirizzo nuovo? Maledetto, lo sapevo. Non te lo scordare, Carmela, non te lo scordare. E io ci dissi, ma che fai di schizzare Don Saverio? Io domani mattina voglio subito il vostro figlio e ci conto. Che sto giocando? Non mi facete fregare, Don Ferdinando. Ma date che io parrai con vostro pace come stiamo parlando io e voi in questo momento. E secondo Don Raffaele che sta fosse fantasia. Dice, no, bravo, Donna Carmela, siete pronti a testimoniare in tribunale tutto quello che mi viene toccato a me? Prontissima sono io, la faccia di fronte a verità, non mi scarti niente. Annata me quando è un momento mi vanno a chiamare io e dice a me pace se potete stanotte che manchi i carabinieri a cavallo, volevano da sacchetta. Dice che ce lo facete a me lo sto fuoco. Stanotte appena vieni ci dico, vi saluto. Vi saluto, Donna Carmela, vi saluto. Ma che volete per sono cose che non te ne guardano. Don Ferdinando, vi dire una cosa, pure tu. Stanotte funzionare con suo passo. Magari tu. Perché funzionasse magari voi? No, niente, ti disse cosa. No, non parlava, ma non sono sicuro che era io, perché lo vedevo offuscato. Però aveva una camicia, sì, che sto La camicia è rosa. No, bianca mi pare. Bianca. Una specie di lenzuolo. E in te mano aveva giocato un banco di lotto rossa, ma rossa. Una quaterna, sì, una quaterna. Me pace era. Stavi a lanciare la camicia. Tu hai tirato col cambiato e non ti ricorda niente. Ma mia, ma basta la testimonianza di Donna Carmela. Ad ogni modo non ci mentiva, perché non fu mai, e tutti dicono la stessa cosa. A giocare a rispettiva vincita spetta Mario Bertolini. Ecco tu disse. Tutti mi dicono. La signorina De Blasi, Don Giovannino Babberi, il Maruto, persino che lui si stava facendo a babba disse, se non ci date un biglietto a Mario Bertolini mi fa passare un brutto 4 d'ora. Sta sentendo? Ma perché vuoi fare sta famiglia? Perché? Dammi la mia sta giocata, dammi la mia. Io ci ho portato a Mario Bertolini come è di giusto e così ti risparmiamo la figura. Ma concetta, che mi dici tutta te? Ma che pare questo non può cucinetta? Io mi chiamo Ferdinando Quaglia e quando dico una cosa deve essere dita. Ma la fortuna di vincere una quaterna di 4 milioni e ci voglio a Mario Bertolini. Va. Ma pensa a tua figlia, pensa a famiglia, che ti tiene a fare sta giocata, non è no. Perché capisci? Che ce ne dare a cambiare un battente, ma così non capito che mandi in galera. Ma manca, ma no, vaccinazione, ma no, io non ho tutto biglietto. La camicia è forza, c'è la tia camicia è forza. Gli aveva ragione Don Raffaele, la testa dura. Così ti sto Don Raffaele? Sì. Hai la testa dura. Chiudo lo scecco. Tu la sai, la concetta, tu la sai. Non lo puoi sapere, ma accuzzami in questa situazione. A me sono da maggiore. Hai faccio come una me la mettere uno su pannato, ma ecco caretta su. Non è Bertolini.
Ho banco d'oro, ogni mattina si presenta già, come se non avesse succeduto niente. Eh sì, tu dici che io appena vai a barra di risoldi, che mi manna in galera. Vai al banchellotto e ci dice a Mario Bertolini di venire al capo, d'urgenza. Vabbè, muore. Per subito deve venire. Poi, Don Ferdinando, tu vai a chiamo, buono, sempre. Prima che pigliano per fissa Ferdinando Guaglia, che lui ancora va a nascere, sì, va a nascere. Non c'è più bello. Onne! Chi? Non c'è, un biglietto, Chi? un biglietto, non so, onne! Esce un biglietto e non comincio con te, Un biglietto di Mario! non c'è, un biglietto, non c'è. Calma, tu hai una cosa già! No! Chi sta era giacca che via era? Chi sta era? Sì, ma se troppo non posso, non andavo se non te grandi! Stava a trovare ora stava a trovare! Comandante Don Ferdinando! Tu l'hai chiamata a dire, vattene fuori! Ma Davide, ma che succedeva? Non trovo biglietti mai! Ha giocato Mario? Perché sta giocata? A partita, sì, a partita! Ora voglio vedere i cuccichini che metti su pitallera! Ah, beh sì, ma rubarono, il naso in casa, grandissime ste samarate. Ora vi faccio una denuncia e vi mando in galera. A lui! In galera ci vai lui, chi mani di denuncia e fa Guarda buono! che ora, scemonera, però accetto denunce. Guarda che fai, ne scende qua tutti quanti. Ora vi spoglia nuda e appena non trovo il biglietto faccio una carneficina. A mia nuda! Perquisizione generale! Grandissima scusa! Fare video di Don Ferdinando, sapete, papà Maro non l'ho voluto difendere. E perché papà male? Poi l'avvocato faceva. Se non ci volete dire che mi chiama sto voi, dici che ti chiama io. Almeno cerchiamo di salvare la forma. Voi intanto facete una cosa, vi salite là con lui, non lo contraddite, facetelo parlare che al momento opportuno, caso io, con chi testimoni, lo so. Ora voglio perquisire tutti i mobili della casa! Chiamato Busso! Grandissima artigianale! Disgraziate! Venite a casa! E vi mando in galera domani! E ora come vuoi dire? Capisci? Dopo tutto quello che succedeva, voi che ci credi? Non ci credi? Che io mi fa una denuncia e mi manda in galera. E per forza, ma controllasse un po' il tuo pantalone, la giacca, con che pane? Niente, tutto cosa controllai. Guarda che facciamo da sta maniera. Siccome io sono una persona anziana, non me ne posso andare in galera con uno come Marchillo. Ora facciamo da sta maniera, vedi? No, ora facciamo da sta maniera. Guarda che facciamo. No, aspetta. Prima che me ne vai in galera io a scarico, capisci? A scarico tutta quanta, va bene? Perché io ho famiglia e non me ne posso andare in galera con uno come Marchillo. Te ne trovo queste cose. Ciaffa, una samari, vanno in tavolo. Guarda che fai, vai e chiama. Vabbè, ci dice con spetto capo che c'è il parlare. Va bene. Bene, sciasa, Bertolino, sciasa. Sì, sta tranquillo. La pastora scarica, il gatto ce l'hai io. Vai, tranquillo, vai. Io sono il capo, non mi avete a dire. Come vedi stai scrivendo, assettati e aspetta. Ma senti, aspettiamo sempre. Aspettiamo. Caro Bertolino, qua è successo un fatto nuovo. Ma rubaro a giocare. Vi rubare a giocare? Così ne esce altri 4 milioni e voi dicete cose tranquillo. Perché ti sta pigliando tutta sta cosa? Allora rubare a mia, no a te. Don Ferdinando, a rubare i miei soldi. Ah sì, vedi, siccome sono un pace famiglia, ho scritto questa lettera, va bene, e ci metto una bella firma da sopra.
Io, senza mio avvocato, non firmo niente. Tu firmi che dico io. Io non firmo resti niente. No, non firmo, resti niente. Va bene, dai, stiamo Allora, voi avete detto che ve lo pare a giocare. Insomma, capitista. Io non ci credo come non ci crederia nulla. Come vedete, ho il coltello dalla parte del mano. Ora voi di voi che giochiamo a fare. Mi cedo un biglietto d'un mucciasto. Mudate, mi facete male da una stella e io sto resto in famiglia. Io un biglietto non l'hai, magari che laurea. Non ti voglio, tu puoi vincere i terni e i quaderni, ma noi i figli l'auto, ricordati. Don Ferdinando, ora mi state facendo settiare. E vedremo come ti sapete. Sentiamo sta dichiarazione, dai. Vabbè, sentiamo sta dichiarazione. Illustrissimo signor Ferdinando Quaglia. Oh, illustrissimo! E che diventasse un ministro delle finanze? Dice a te, sono illustrissimo. Sono molto dolente se avete avuto dei fastidi per me in questi giorni. Tengo a dichiararvi che tutto quello che si è detto intorno alla vincita di 4 milioni è falso. Il biglietto vincente spetta a voi perché voi solo siete il padrone e il dominatore assoluto. Vi dichiaro poi che dopo 14 anni che ho avuto l'onore di lavorare nel vostro bancolotto, per ragione di salute lascio volontariamente il posto, senza avere nulla che pretendere circa la liquidazione e le macchiette. E di sotto ci mette una bella firma. Possiamo sta facendo ridere questa legge. Sì. Se Bossia pensa che io potrei fare una cosa chista, come ne teneva frega a 45. La situazione è nauseabondi, va di cui io Bossia più un biglietto, ma un mucciasso, peggio ancora, suffice a rubare, malissimo. Perché io non solo non firmo niente, ma vi mando in galera per direttissimo. Prima che ti mando in galera, io ti mando Camposanto, io ti sparo. Non stiamo ormai a cercare costoro. Io ti sparo. E sparate, non ci fa niente se muore, una volta si muore. Ma se io sparo tu per la vita è una cosa seria, è una cosa bella. Io aspetto una cosa petticetta, mi dai la pazienza, pensaci buono, aspetta. Ma che aspettiamo a fare, Don Ferdinando, sparate, non mi interessa se muore. Ma volete sparare qua? Ma volete sparare qua? Ma volete sparare magari a qua? Sparate, non mi interessa se muore. Ah, non ti interessa, quando appartenesce una picchia sangue faccio. Don Ferdinando! Ci facci da qua. Io difendo gli interessi del signor Bertolini in questa controversia e questo è il testimone dell'avvenuta aggressione. Mica non mi interessa. Appropriazione indebita, estorsione, diffamazione e minaccia a mano armata con ferite guaribili in 20 giorni. Vengo freno. Ora mi va un biglietto. Un biglietto non l'hai, vuoi rubare? E voi ci credete? Voi ci credete? Ci ha fatto male dalla vostra figlia. Bertolino, la vai scordare a mia figlia, non capo! Non urlate! Vostro marito ha fatto una bella bravata. Adesso ci spaccai! Vi do tempo fino a domani alle 16:30. Mi aspetta a casa di Bertolino l'indirizzo Sapini. Portate a vostra figlia, ci ha fatto maradari e ci mettiamo una pietra su tutto quello che è successo, altrimenti appropriazione indebita, estorsione, diffamazione, minaccia mano armata, poco insomma. Mi devi dire meglio se mi sparavo. Tu sei una carogna, io me la metto la libertà. Prima di usare la camicia, io stavo solo a scaricare. Questa non è cara, questa è... C'è un biglietto. Papà, io ho un biglietto giù, ma 6 soldi non ci spendo.
sei numero su di me, tu sinto mondo da verità. Ci a far passare 4 milioni di guai, ogni insorto una disgrazia, comprese malattie insignificanti e malattie mortali, perdite e rotture di arte inferiore e superiore, peste e colera, scarsità e fame, fritto e miseria nella casa dei Bertolini, fino alla 7ª generazione. Ecco, che c'è un biglietto. Papà, ma raccomando. Ho giocato 3 numeri con contenti. Ma non so ho giocato con 20 perché così La volta, sta casa prima va. Questa volta. Ah, beh, stavo morendo. Donna Concetta. E poi? Grazie, i Bertolini, che cazzo? Oh, via, e che volta sto? E che volta stavo? C'è da dire che non ci sono, non voglio vedere a noi. C'è da dire che non ci sono. Ti dico che non ci siete, va bene? Sì, non voglio sentire a noi, basta, non ci ha fatto noi. Non voglio sentire a noi. Ah, invece abbiamo sentito. Non si tratta più di soldi e non soldi, si tratta di umanità. Avete E ragione. non vi dico che per colpa di voi sapete voi, siamo cresciuti alla morte. Avete ragione signora, che vi posso fare? Ma mettetevi nei miei panni, mettetevi nei miei panni. Non mi posso mettere dei vostri, siete voi che non vi potete mettere dei miei. E perché sono io? Perché non vi conviene? Da quando vostro marito, assieme al più bello giugno del vostro socio, molto è buono con me, mi ricorda e stime, la nostra casa faceva pace. Anche tempo uccidesse da trovare la casa. Maledizione subitoria con effetto immediato e consecutivo. Ah, con consecutiva. Consecutiva e subitaria. Donna Concetta, una disgrazia dopo l'altra. Vostro marito, ma qua via venuto dopo portare la maledizione con questo fascio. Che non gioia che mi hanno avuto sul gruppo la scala e andò a finire all'ospedale con braccio rotto e contusione varie. La parata santa lingua c'è la via. Mentre ero all'ospedale, mi lasciano sbagare la casa. Si rubarono tutto cose, non lasciarono manco uno spillo e siamo conosciuti alla morte per restare zitta senza mobili e poi mi ha razzettato a terra e a mandare soldi a tutti, non che ne fa più credenze. E dopo la razza meno pure, ogni volta che pensa ad andare a banca che ti razza vincere, ci succede una disgrazia. Non vuole manco sentire parlare del biglietto e di vincere. Sì, canta lingua c'è una bella la parola, sicca. L'auciglione, per via di forza maggiore, sia in modo coraggio, pigliò un biglietto e che lacrime agli occhi mi disse, vai a banca a farmi dare i soldi. Ah, si piglioi! 5 punti da testa, migliore. Appena mi si vede in banca, c'ha solo un rubiligno di mani, ci ne sono un po' da testa e andava all'ospedale. Ecco figlio bello! Un inferno dove sta la nostra vita. Avete ragione, non sulla vostra, non sulla vostra. E io faccio questo dire a tuo mio marito, perdonando il ritiro da maledizioni. Donna Concetta, agenti,
può dire che non vuole, ma io amo l'adozione e ci credo. E pure io ci credo, ma che fare? Sono contento di tutti i guai che stiamo passando. Lo sapete che io soffrisco vostro marito? Dici tu faccio, ma sono scaricanti! Ci manno sta bella raccomandata a meno pure, con comunicazione di licenziamento immediato. Non bastavano i guai, le disgrazie per maledizione, pure tu mossi pane che si guadagnava onestamente, non voglio E faccio, donna Erminia che ne sapete che tu che sta facendo. A oggi, posso festeggiare lo scampato pericolo di un mese fa. Per buria che io ci facevo pranzetto, ma donna Concetta non festeggia sulle disgrazie degli altri. E se mi sento una cucina, ora vedete che bello un braccio, ora vedete. Ma io non mi sento a mangiare questo, piuttosto resto tutti fame. Io ci voglio bene a me, non è, mi sta facendo odiare. Sì, muta! Non si dice queste cose! Se senti io, sei brunata! Che mamma non mi scherzavo, ti giuro. Purissima! Maria Vergine Santissima, faccia, mi sta facendo Sta facendo tu faccio una panna. l'ira di Dio. A cucina assomiglia un campo in battaglia. Farina da ogni ignuno, cassarone e patente sembrate prese bene. Gli scocci di pomodoro, un tappare lavandino. E la pasta, secondo cui rimane festi. Pure una torta feci. Ma posso lo zucchero ci mi sale perché dice che ci piace a così agrodolce. Certo, ma non te ne sa, siamo sto morire con lo diabete, ho capito? Agrodolce. A così mi piace. Agrodolce. A così mi piace. E a così me la da mangiare. Che sta ad allaccare una cara lugna. Oh, donna Erminia, scusate, non mi togli a mano che l'hai fatta da cucina. Perché a me, dice a Peppino di continuare a offrire e cominciare. Com'è che ti chiami? Margherita. Margherita. Ah, non c'è stassa mai il suo nome. Margherita, non c'è la sua Ma San Raffaele stava visto? Non ancora. Ma conto che arriva? Ma certo quando c'è da mangiare a sbambo. Oggi festeggiamo lo scampato pericolo di un mese fa. Io e mia essere in galera e vostro nipote al campo santo. E voi magari festeggiate questa tarda. Ah, festeggiamo assieme a sta bella vincia che non vanno a aspettare mai a dire. Quella vincia, scusate. Iste. E come faceva con un impiegato in meno? Io aspettai tutto il tempo necessario, poi ho assunto un bravo giovane. Uno sulla settantina, uno di quelle che si innamorano difficilmente. E difficilissimamente fanno perdere la testa ai figli di principali. Lo stai sentendo, eppure io lo stai sentendo. E ora che faccio? Non è un posso mettere tutto mezzo a strada. E noi non siamo da mezzo alla strada. Ma voi avete altre risorse. Dicete ci abbosciano potendo, ma si cuccare a mezzoreggia, se torna i parenti suoi, fa l'anno moderno e tira avanti. Ma poi non avete i 4 milioni da vincere, da che non me l'avete rotorato ancora? No, ancora no. E vuole dire che non avete bisogno, scusate. Padre Raffaele, accomodatevi. E buongiorno figliuoli, la pace sia con voi. Cosa Raffaele? Eccoci qua, don Ferdinando, grazie per l'invito. Accomodate. Ho vedo con piacere che vi siete messi in grazia di Dio con la famiglia e pure con gli amici. Amici, ma non vai l'occasione di intrafugo. No, potete anche restare se volete. Se volete. Accomodatevi, don Raffaele. Tu appiccici un bicchiere di acqua vicino a don Raffaele. È sempre gentile, donna Concetta. Solo con cosa merita. Solo. Lo stai sentendo, stai sentendo. Prego. Non ci posso fare niente, ma a me mi piace. Assai mi piace. E pure a mia. Chi è? Chi c'è? Prego. Buongiorno a tutti. Avvocato, anche voi da queste parti. Sono venuto perché vi devo parlare. A vostro nipote lo hanno arrestato. Come restare? Tutto a capo. Ma quando? Un'ora fa
va sul pullman. E comunque? Ma che me lo dire vostro marito? Io, che c'è, che ne sai? E qua c'è da fare, ma qua non si fa capire più niente. E poi ci metti sul bucatore, non sto perdendo. Ma pare un paccio di Caruso, quando mi diceva, giurando e sacramentando, che sto perdendo in combutta con suo padre, ci avevano mandato una maledizione e che bastava anche solo, ma pensava di andare a ritirare la vincita legittima, peraltro, che ci succedeva una disgrazia. Vuol dire che tanta legittima non è. Stamattina, dopo 2 ore di discussione, cercando di convincerlo che erano solo fantasie, che le maledizioni non esistono, che sono solo coincidenze, riuscì a convincerlo e battemmo con mani a ritirare questa benedetta, se fa dire, vincita. Sembrava tutto tranquillo. Ma diceva bello, io sono venuto alla chiesa, se metterò, mi scendo da casa, chiamiamo su l'autobus mattina. A quel giusto tempo mi ci dico, state vedendo che erano tutte fantasie? Che succedeva a fine del mondo? Un macello uno si mette a fare poi come un paccio che ci avevano rubato il portafoglio, con spicciate qua, con spicciate là, mi formare l'autobus, bloccare i porte, come per il miracolo, un panino sulla banchina, un maresciallo con 2 carabinieri. Facendo scendere uno e man mano che scendono, e così lo ordinano un maresciallo. Un secondo per così, terzo, quarto, quinto, sesto, andiamo uno di Mario Bertolini, un maresciallo ci azzicca mano in una serpetta di un cappotto e che giova! Un portafoglio! Bravo papà! Bravo, ma buttare questi carabinieri, picchiamo il portafoglio e ci mettiamo la serpetta. Tu buttare, non picchiare, tu buttare le manette via. E ora come facciamo? Per il vostro nipote non ci sono problemi perché ho parlato con un mio intimo amico, compagno di scuola che conosce il maresciallo, che dopo ora mi dice che è Don Ferdinando e suo padre. Ma vincete che cosa? Che ci sa io di fatto del Bertolini? Ci sa sedi e se permettete ve lo dimostro. Mi dispiacerebbe lasciarci soli 5 minutini e a voi permettete per noi. Sì, perché Come no? Andiamo di là, donna figlia, venite di là. Venite di là. Va bene, avvocato. Se non mi dispiace preferirei che voi rimaneste. Prego, accomodatevi. Come volete. Prego, accomodatevi. Prego. Dunque, quello che sta succedendo è quantomeno ridicolo. O voi da una parte e Bertolini dall'altra come Mario Carusi. Non so se sapete come è andata a finire la storia di Quattro. Ah, la quaderna, sì. Appena l'ho saputo mi sono rallegrato. Bravo giovane, questo Mario Bertolini se lo merita. Per rallegrasto perché non sapete il seguito. Perché c'è un seguito? C'è. In un momento di ira, se vogliamo, giustificata, Don Ferdinando qua presente ci lanciava una maledizione all'indirizzo di Mario Bertolini. No, possibile. Per favore, se mi interrompete, vedo vivo e non capisci più niente. Un errore. Al lancio della maledizione. Al lancio della maledizione. Dunque, dal momento del suddetto lancio, Luca Russo non si è iscritto, ha perso un riesce succedeva un guerra. Ora io dico a voi, noi che siamo in centro di cultura, dobbiamo stare a credere alle maledizioni? No, avvocato, a legge, non scherziamo con le cose serie. La maledizione è una cosa seria, io ci andrei con i piedi di piombo. L'anatema. Vogliamo distruggere l'anatematismo? Non voglio distruggere niente, non voglio, ma come uomo di legge mi rifiuto a credere a queste maledizioni e sono convinto che il mio cliente si stia lasciato suggestionare al punto tale che appena si muove combina un guaio. Bello fosse stamattina, mi sbingavo, facevo l'elenco di tutti i chili che stanno sulla panza e ogni uomo davanti con una bella maledizione e uno si va qua. Ma allora, avvocato, voi non credete alla maledizione? Non ci credo. E allora se non credete alla maledizione e ai guai di Bertolini, che cosa siete venuti a chiedergli qua a Don Ferdinando? Ah, perché voi pensate che avevo il diritto di farla? Ma non so se aveva il diritto di farla, so solo che l'ha fatto. E pensate che ha fatto bene? Ma non so se ha fatto bene o ha fatto male, so solo che l'ha fatto. Ma che state dicendo? Non sto parlare. Parlare. Potete dire voi che io ho maledetto il vostro cliente. Ma scusate, che rivolgente a vostro padre dice sto biglietto d'odogno, ma non te ne avvete dell'orso, ogni soldo è una disgrazia, 4 milioni di fare. Ho preso malattie insignificanti e malattie mortali. Chi? Ma voi scusate un 6. 6 soldi non ci spettano di avere 4 milioni di guai.
Se i soldi erano i miei, alla fine 4 milioni di qua. Allora aveva ragione io. Aveva ragione io e la verità è venuta a galla. Ma quale verità? Qua si tratta di un soprannaturale, nell'intervento dell'anima di vostro padre, nella realizzazione fattiva della maledizione. E quindi sicuro che vostro padre, quell'altro mondo, sono stati resi santi di Rosario. Ma volete smettere come fare? Voi sapete che potete fare? Picchiate un l'anima di mio padre e ve la portate al tribunale. Ma signore, ma non ve ne accorgete che state bestemmiando? E poi in mia presenza, ma finitela una buona volta, ma adesso sono io che dico basta! Pure io dico basta! Oh, Bartolini! Buongiorno a tutti! Buongiorno Raffaele! Venite, riuscite già. Scusate che mi dispiace, se sono fuori devo ringraziare l'avvocato. Grazie avvocato. Amico vostro si dice in faccio per farmi scancellare. Ma ringraziami tu. Vi dico, di dimenticare tutto quello che è successo, tutto quello che è stato detto. Io ho sbagliato a Don Pettinato, voi avete ragione, io no. Pigliatemi un biglietto, sicciatelo, ittatelo, regalatelo, facetemi quello che volete, basta che voi picchiate. C'è il numero su di noi, un biglietto giocato tu. No, Don Pettinato! I numeri, pensavo, sciupacci, sono molto letto, fate che disse, ne conto. Ah no, cazzo e pace Raffaele, i numeri sono il frutto della tua fantasia. Don Pettinato, il lacrimallo che voi state dicendo? Io sono mio figliolo, non ne voglio biglietto, peccato. Non ne voglio soldi, non ne voglio più, e posso un biglietto di manco io. Scusate, cosa piglia sto Ido, supiglia Ido. E così a voglia ciure e cannile che ci può buttare davanti a Nicchio Capace. Noi non abbiamo lei, noi abbiamo il nostro amore e la nostra gioventù, senza gol. Che pace è che tu che mi lasci di sua figlia e non ci fa la carizza, che pace è? Ora da pesce! E io raggio, sì cattivo, sì perverso, sì malvagio, sì contento solo quando può torturare gente. E se potesse fare guai e cospille ne fosse felice. Ma che è sempre buono che senti? Ma veramente della mattinata io non t'ho letto quando stavo una poco tranquilli. Signori miei, quest'uomo è sempre della marea. Come si cucca si succia e come si succia si cucca. Ha avuto la fortuna di vedere due giovani che si vogliono bene e si vogliono mettere a posto pure finanziariamente. No signore! So fare quello che dico io. A chi tu mazza, a chi tu spara? Allora tu vedi che la prende è curiosa. E te ne andò. Io non ci faccio più. Puoi capire? Io gli faccio due. E poi mi denunci. Mi denunci e mi porto ai tribunali. Ma così ti fa pigliare a causa di tutti i presidenti d'Italia. Che natura sbagliata. Che essere animalesco. Per denaro. Non male proprio! Ah, almeno lo spugai! Il pranzo è pronto. Ma dicevo un carro di moto a Castutta. Avevo più allegro, il pranzo è pronto. Il pranzo è pronto. Che è, ma mica per fissa? Un allegro moderato, il pranzo è pronto e basta, c'è un semplice. Il pranzo è pronto. Avanti, comincia a mettere a tavola queste cose. Ma San Raffaele che è? Ossia, non s'assetta. Ma non vorrei disturbare. Mi deve scusare se ce ne sono stati dei problemi di famiglia, sai? Cose che succedono. Avvocato, che fa? Non fa per te. Non vorrei disturbare, siete in famiglia. Detto concetta che è? Non t'assetti? Assettati, a Zaccarino sto mangiare d'ufficio. Ma setto per rispetto di Don Raffaele. E hai ragione tu, a Zaccariani. A Zaccariani. Ma scusa che esagerazione, a quanto che non mangiare? Quando un giovane si innamora di una giovane parla prima uguale, perché uguale non è un manico scuso. La passata, l'appuntamento. Disse mia moglie che sei innamorata di mia figlia Stella, è vero? Che vostra non l'hai caputo? Non l'ha capito io, ma l'ha tirato a bocca. Sì, sono innamorato.
E io acconsento a questo matrimonio. Mamma mia! Bravo! Donna Erminia, c'è posto anche per voi, ma ormai siete da famiglia. Aspettate per dare un che posto c'è. Siete tutti testimoni che Mario Bertolini venne e mi portava un biglietto. E ho vinto un scaccio. Quindi faccio morire e mi zicco un tasacchetto. Ma siccome ci desi il consenso di sposare sa Stella, vuol dire che Stella ci porta una dote di 4 milioni a Mario Bertolini. Bravo! Questo è parlato. Grazie da Bertolini. Che ti a dire una cosa. Ricordate che tu ci a volere bene a mia figlia Stella, assai. Me lo giuro, Ferdinando, me lo giuro. Se no, tu parole da me pace. Ho giocato 3 numeri in tocco. Classi, quarta e quinta scuola primaria della Nortus. Brava, ascolta un attimo. Dobbiamo leggerlo, qualcuno ha scritto ho fatto un sogno simpatico e strano. Ora vi spiego perché. Ho giocato 3 numeri all'8, 25, 60 e 38. Li ho giocati convinto perché li ho sognati tutti e 3. Ho giocato convinto perché usciranno tutti e 3. Grazie ragazzi del consiglio. Se volete magari facciamo fermare tutti qua. Facciamo una foto. Bene. Fatto la signora Nella ringrazia gli uditori. L'associazione con la pesce ringrazia intanto questo favoloso pubblico giovane attentissimo. La dirigente dell'Istituto Comprensivo di Torregrotta, dottoressa Cosola. Possiamo accogliere con piacere se vuole fare un saluto. È un onore. Tutti i docenti, il service PMS di Maria Rosa Paratore, tutti quanti hanno collaborato affinché questa mattinata teatrale riuscisse al meglio.
questa la dirigente. Sì. Dai, accogliamola con un applauso. E giocate tutti, Allora io dico semplicemente che sono stati bravissimi, che mi sono divertita tanto e sono stata contenta di vedere anche i miei ragazzi che si divertivano, perché un momento ricreativo serve anche a crescere e a crescere meglio. Grazie di tutto.